Buonasera a tutti, grazie Paola. Mi sentite tutti, giusto? Bene, sono molto felice di essere qua stasera, di vedere questa sala piena. Grazie per seguirci in questa serie di incontri che appunto sono voluti anche in prima persona proprio da me, con l'idea di avere appunto degli appuntamenti fissi ogni 2 martedì legati alle tematiche della mostra. In particolare sono felice di poter presentare un tema che mi sta molto a cuore, anche se non è la mia principale linea di ricerca, che è quella legata alle donne e le regine d'Assiria, in più generale le donne nell'antica Mesopotamia. Infatti, quando mi sono trovata con appunto i curatori della mostra a lavorare alla costruzione della proposta di mostra e la proposta progettuale della mostra, come forse vi siete accorti anche durante la visita, le donne non sono molto rappresentate all'interno della mostra e come vedremo questo è legato a una scelta appunto curatoriale ovviamente, ma proprio a quelle che sono le nostre fonti sulle donne e le regine d'Assiria. Quindi proprio per questo c'era la necessità di avere un incontro riservato alla storia delle donne. In mostra avete visto questa immagine che se vi ricordate viene da un pannello informativo in sala 2, quello sulla costruzione dell'impero, perché ci aiutava a descrivere appunto l'aspetto legato alla deportazione di popolazioni straniere dai territori conquistati di solito a quello che era il cuore dell'impero. E qui infatti sono rappresentate 2 donne con 2 bambini, 2 donne deportate che si riconoscono provenienti dall'area siro-palestinese proprio per questo velo, questo modo di vestire che è tipico di queste regioni. Non ci sono tante altre figure femminili in mostra, sicuramente se vi ricordate appunto la replica del nostro rilievo da Alfaida, abbiamo però 2 divinità femminili rappresentate, Mulisso, che è appunto questa figura qua, che rappresenta la moglie del dio principale assiro, Castor, che è in prima posizione anche rappresentato in proporzioni ben più grandi delle altre divinità, che appunto lui diciamo come re di tutto il Pantheon e lei rappresenta in epoca assira questa dea rappresentata in un trono riccamente decorato e sopra un leone stante, rappresentava proprio la regina delle divinità assire. Un'altra divinità femminile molto amata in Assiria era Ishtar, che invece si trova in ultima posizione, anche lei sopra un leone. Ecco, Ishtar è una divinità molto particolare perché è duplice. Da una parte è la dea legata all'amore, parliamo dell'amore sessuale, dell'amore riproduttivo, e dall'altra è la dea della guerra, una dea quindi che sparge sangue, feroce, e che è molto, qui gli assiri sono molto devoti, ci sono diversi santuari famosi dell'impero, a Ninive stessa, a Assur e anche nell'antica Arbela, che è la moderna Erbil. L'unica altra figura femminile, però sempre non una donna, che avrete visto in mostra, è viene rappresentata in questo rilievo molto particolare, perché questo rilievo che normalmente è conservato al Museo Archeologico di Venezia, che ci è stato prestato appunto dal Museo Archeologico di Venezia, c'è un soldato assiro che sta portando via da qualche tempio appunto
saccheggiato in qualche paese straniero una statua di divinità femminile che non sappiamo riconoscere, ma sappiamo che appunto dall'iconografia che si tratta di una divinità femminile che ha nella sua mano destra quello che sembra uno specchio. Questa tipologia di specchi rotondi vedrete come si ripeterà nel corso della presentazione di stasera. Ecco. E questi sono, diciamo, i reperti e le immagini di donne assire che avete visto in mostra. Avete visto anche un sacco di altre figure femminili, cioè noi archeologhe nell'ultimo video dell'ultima sala, perché il progetto dell'Università di Udine, siamo felici che la nostra missione è maggioranza femminile, quindi avete visto nel nostro ultimo video un sacco di archeologhe e specialiste all'opera. Arriviamo quindi alla questione su cosa sappiamo, molto poco, delle donne e delle regine d'Assiria, quali sono le fonti che sono state utilizzate dagli storici e dagli archeologi per ricostruire qual è la loro storia e il loro ruolo all'interno della società assira. Allora, da una parte abbiamo le arti figurative, le fonti scritte, quindi tutti i documenti di arti figurative, parliamo principalmente dei rilievi palatini, che sono la nostra principale fonte di informazione per questo periodo. Le fonti scritte, quindi abbiamo iscrizioni monumentali, lettere, tavolette d'archivio, e poi anche appunto l'archeologia funeraria con un ritrovamento, appunto come c'era già premesso la dottoressa Visentini, di alcune necropoli reali appartenenti alle regine assire. Ecco, partendo quindi dall'arte figurativa, dobbiamo parlare appunto dei rilievi palatini assiri. Allora, questi rilievi, che come avrete ormai capito, andavano a rivestire le pareti dei palazzi, delle corti, dei corridoi appunto dei sovrani assiri nelle loro capitali, non solo, avevano delle tematiche, una narrazione completamente di stampo maschile, perché in pratica si narrano le vicende del sovrano, le conquiste, le vittorie del sovrano, del re assiro sopra appunto i territori conquistati, oppure si vengono rappresentati le cacce ai leoni, che sono anche questo un tema molto importante nella rappresentazione dell'ideologia legale assira, o anche scene appunto legate a cortei tributari che portano appunto i loro doni sempre al sovrano. Quindi in questa narrazione prettamente maschile le donne hanno, diciamo, un ruolo veramente minimo, ma le donne sono rappresentate in questi rilievi. Quello che è interessante, che però vi farò adesso vedere, è che le donne che vengono rappresentate in tutti questi palazzi, il cuore della Siria, in tutti questi rilievi, appunto proprio un arco cronologico molto vasto di centinaia di anni, mai rappresentano praticamente, se non con rare eccezioni, donne assire. Cioè le donne che sono rappresentate sono sempre donne straniere. Qua abbiamo un esempio, uno dei rilievi più interessanti proprio anche dal punto di vista storico-artistico, cioè si sta rappresentando una campagna di gli ultimi re di Assiria Solvanipa nel sud della Mesopotamia, in questo tipo di territorio caratterizzato da delle paludi e dei graneti. All'interno di questa scena ci sono tutta una serie di personaggi che si nascondono all'interno del carneto, e qui c'è uno dei pezzi appunto più famosi e più celebri in cui si vedono queste tre figure
che sono nascoste all'interno di un cagneto e sopra quella è una piccolissima imbarcazione probabilmente fatta di canne e intorno galleggiano i cadaveri degli sconfitti. E proprio si sente la tensione e la paura che queste tre figure hanno di essere scoperte dai soldati assiri. Ecco, qui le due figure sulla destra sono donne babilonesi, appunto si riconoscono per questa veste caratterizzata da queste frange e la loro capigliatura corta con i capelli che arrivano sulle spalle. Qua, sempre nello stesso rilievo, un altro particolare, invece ci sono un gruppo di sempre babilonesi che chiede questo gesto probabilmente pietà ai soldati assiri che li hanno già catturati e li stanno trasferendo. Di nuovo abbiamo queste figure femminili, questa volta caratterizzate anche da questa fascia che è un altro elemento distintivo diciamo, della regione mesopotamica. Ecco qua altri esempi, sempre delle prigioniere babilonesi qua sedute intorno al tavolo. Vedete il realismo proprio anche come si sembra che parlino in maniera concitata dopo essere state appunto catturate l'una con l'altra. Spesso si vedono anche in movimento, sono sempre sorvegliate da alcuni soldati assiri, spesso con questi fagotti, perché dovevano spostarsi per centinaia se non migliaia di chilometri e portavano con sé soprattutto acqua e i viveri necessari per il viaggio. Ecco qua un'altra rappresentazione sempre di donne babilonesi con i loro fagotti che arrivano in un campo dove ci sono anche degli altri prigionieri uomini e si siedono intorno a quello che è un focolare. Quindi c'è questa raffigurazione ricorrente di prigioniere e deportate che vengono appunto controllate da dei soldati assiri. Certe volte gli studiosi hanno affermato che probabilmente i soldati assiri si comportavano in maniera diversa. Sappiamo che i soldati assiri erano estremamente violenti, quindi abbiamo rappresentazioni appunto di nemici impalati, piramidi di teste o di mani o di piedi tagliate dagli sconfitti. In realtà quello che sappiamo è che non era proprio così, anche con le donne, anche la violenza si rifletteva anche sulle donne. Questo è un caso interessante in cui appunto si vede, questo è un campo di arabo. Queste rappresentazioni rappresentano delle tende in parte distrutte, qua ci sono delle donne appunto uccise, anche dei uomini uccisi, e qui c'è una delle scene più famose e più terribili in cui appunto ci sono i soldati che sembrano aprire il ventre di una donna incinta. Ecco, quindi la violenza si ripercuoteva anche sulle donne, che spesso vengono rappresentate quindi in questa posizione, in questo gesto portato alla testa di disperazione, e certe volte si vede proprio che si strappavano i capelli, come si dice ancora oggi. Spesso sono rappresentate anche con i bambini, che anche loro facevano parte dei gruppi di deportati dell'esercito assiro, e quindi le vediamo in gruppi, di solito di donne che si prendono cura dei bambini, dandogli da bere o prendendoli in braccio. Ecco, questo non viene rappresentato soltanto sui rilievi palatini, ma anche per esempio su quest'altro tipo di supporto
tipo di raffigurazioni. Qui ci troviamo di fronte al ritrovamento di queste due battenti di una grande porta lignea da un sito che si chiama Balawat, anche questo nel nord dell'Iraq, una trentina di chilometri sud-est da Mosul, che non era una capitale, era praticamente una città importante, e questo che vedete qua sono delle bande in metallo che andavano a decorare con temi sempre simili a quelli dei rilievi palatini, cioè con le scene di conquista, andavano a decorare i battenti di questa porta. Questa è una ricostruzione che potete ammirare al British Museum. Questi sono i resti sulla destra, sono i resti invece di queste bande come sono esposte poi qua, praticamente al lato della ricostruzione. Noi andiamo adesso ad analizzare in particolare questa banda, questa fascia, che rappresenta la conquista di una serie di città da parte di Salman Assad III nella regione di Hama. Qui abbiamo un'altra rappresentazione di prigionieri, vediamo 3 uomini che sono 3 uomini nudi, denudati per umiliarli e con le mani legate dietro la schiena, e delle donne, probabilmente una bambina, che si, appunto, invece non hanno le mani legate, ma hanno una gestualità molto particolare, cioè fanno vedere una gamba. Ecco, questo è stato interpretato dagli studiosi come una forma di umiliazione per queste donne, che hanno anche qua una capigliatura e una veste che rimanda appunto alle donne dell'area siriana. Proseguiamo invece in questo rilievo, che forse è uno dei pochi rilievi dove ci sono delle figure femminili che potrebbero essere in realtà donne assire. Infatti qua viene rappresentata una processione. Siamo all'interno del palazzo sud-ovest di Ninive, quindi l'ultima capitale dell'impero, e siamo in un corridoio che collegava il palazzo al tempio della dea Ishtar, e viene rappresentato sui 2 lati di questo corridoio una processione alla cui testa c'è il sovrano e poi tutto il suo corteo, che appunto del sovrano, della sua corte, di una serie di musicisti e suonatori che avanza verso il tempio. E quindi qua ci sono 3 suonatori di tamburo, che sono queste 3 figure barbate, e poi 2 figure di cui una sembra suonare questo strumento, questo cimbalo, e qua un'altra figura che sembra suonare un grosso tamburo rotondo. Ecco, queste 2 figure sono è diffuso se si tratti appunto di donne assire. Noi sappiamo che ci sono donne assire, suonatrici e musicisti all'interno del Palazzo Reale, soltanto la problematica relativa alla loro identificazione è che sembra che normalmente loro non si esibissero insieme agli uomini, facessero parte di appunto più l'ambito che è legato alla corte della regina. E dall'altra parte, anche se voi avete visto ormai anche appunto nei libri o nei musei diversi rilievi palatini, vi sarete accorti che ci sono tantissime figure sbarbate. Queste figure sbarbate sono però eunuchi. Infatti in epoca nassira gli eunuchi hanno un potere incredibile e ricoprono posizioni sia di tipo amministrativo, come per esempio come scritti, ma anche come capi militari e generali. E quindi certe volte riconoscere le figure sbarbate come donne è estremamente complesso. In realtà vi posso anche dire che uno studio di tal genere non è stato ancora condotto in maniera sistematica proprio con questo obiettivo
su questi rilievi. Per cui questo prendiamo come un possibile esempio delle prime appunto, donne assire rappresentate sui rilievi. Invece sicuramente questo è l'unico rilievo che sicuramente presenta delle donne, e non solo delle semplici cortigiane, ma soprattutto la regina. Questa è la regina di Bali Sharat, che è la regina consorte di Assurbanipal, e questo è un celebrissimo rilievo perché per moltissimi motivi. Cosa rappresenta questo rilievo? Praticamente c'è il sovrano steso su un letto di fronte alla sua regina, invece rappresentata sul trono. Cioè, questo è un elemento molto particolare, perché di solito il trono era riservato al sovrano. Praticamente sembrano, diciamo, rilassarsi di sotto di questo pergolato in quello che è uno dei giardini del palazzo. Al seguito della regina sono presenti tutta una serie di donne che appunto anche musiciste, come possiamo vedere qua in fondo a questa la figura, o semplicemente assistenti insegnanti. In tutta questa scena molto rilassata ovviamente c'è sempre un elemento legato alle conquiste del sovrano, perché Assurbanipal in questa scena segue appunto la vittoria di Assurbanipal sopra questo sovrano elamita, la cui testa viene mozzata e portata a decorare il giardino di Assurbanipal a Ninive. Ecco. Ora torneremo poi sulla figura di Bali Sharat, ma per adesso lei è l'unica regina che riesce a essere rappresentata sui rilievi assiri. Ecco, questo ha portato gli studiosi a un po' a farsi delle domande sul fatto di come mai in tutti questi rilievi, considerando la grande quantità di scene, le donne assire non sono rappresentate. Per questo non si è ancora trovata una risposta in realtà a questo quesito. Una delle possibilità è che forse la rappresentazione della donna assira fosse sconveniente, cioè vengono rappresentate solo le donne straniere, prigioniere, sconfitte, umiliate, mentre in qualche maniera la donna assira pura non doveva essere rappresentata, così come la donna anche la regina, fino alla fine dell'impero, quando qua evidentemente qualcosa sta cambiando. Però questa è solo un'ipotesi, in realtà non abbiamo una risposta riguardo a questo, però come vedremo adesso, ovviamente, forse non l'ho detto precedentemente, ma la società mesopotamica, sin dal suo esordio, è una società patriarcale, in cui la figura della donna ovviamente è una figura secondaria rispetto a quella maschile. Ma questo non significa che in realtà, come vedremo, il ruolo della donna è attivo e nemmeno tanto marginale nella costruzione dell'impero. Per discutere questo dobbiamo spostarci, quindi per ora vi ho fatto vedere diversi rilievi provenienti da Ninive, abbiamo visto le porte di Balawa, qualche rilievo che veniva dalla capitale Nimrod. Adesso ci spostiamo più a sud, sempre seguendo i Tigri, e andiamo ad Assur, che è appunto la prima capitale del regno assiro, ma anche quella che rimane un po' la città santa dell'impero fino alla sua caduta. Questa è un'immagine satellitare di Assur adesso, come si presenta adesso, è sul fiume Tigri, qui c'è un'isola che appunto divide il fiume, e questi si possono riconoscere ancora quelli che sono i limiti delle mura esterne della città.
Qua in questo gli scavi sono stati condotti all'inizio del XX secolo da una missione tedesca. Qui in questa zona, diciamo, tra le mura della città antica e le mura della città nuova, è stata ritrovata un'area che viene chiamata dagli scavatori stelle nell'aria, una specie di area a cielo aperto, dove sono state ritrovate dagli archeologi due file di stele erette una di fronte all'altra, che appartenevano da una parte ai principali ufficiali del regno assiro e dall'altra parte alla sequenza di sovrani a partire dal IX secolo a.C. fino al VII secolo, tutti i sovrani re. E questo era stata rinvenuta al momento dello scavo con tutte le stelle appunto collassate. Ecco, tra queste stelle in realtà si trovano tre stelle di regine. La prima è la stella di Samuramat, la prima regina che decide di far erigere una stele appunto ad Assur. E ancora è dibattuto la funzione di queste due file di stelle. Però sicuramente era appunto era il privilegio di pochi poter eleggere la propria stelle, soltanto i re e gli altri ufficiali che erano gli ufficiali più importanti dell'impero. La regina Samuramat è la prima che riesce a erigere la propria stella, che adesso è conservata al Museo di Antichità Orientale a Berlino. E cosa dice la sua stella? C'è soltanto un piccolo riquadro con l'iscrizione cuneiforme, dice: stelle di Samuramat, consorte di Shamshi-Adad, re del mondo, re di Assiria, madre di Adad-Minari, re del mondo, re di Assiria, nuora di Salmanasar, re delle quattro parti del mondo. Queste formule che si ripetono e mettono in luce la relazione della regina, che è una regina consorte, una regina importante all'interno della corte reale, che appunto non solo è moglie di un re, ma anche madre di un re e nuora di uno dei più importanti re assiri. Samuramat è molto particolare perché praticamente diventa quasi una regina reggente, insomma le veci del re, quando suo figlio Adad-Nirari sale al trono ancora molto giovane è una delle poche sovrane, forse l'unica, che prende parte in prima persona a una campagna militare. E è stata ritrovata questa stella iscritta a Pazarcik, che è nella Turchia sud-orientale, proprio vicino a Gaziantep, una delle aree colpite dal terremoto recentemente. E in questa stella, che ora non vi sto a leggere, però metto in luce le parti importanti, appunto il suo nome compare accanto a quello del figlio come appunto colei che decide che risolve, diciamo, una disputa legata ai confini tra due regni vassalli e che fa erigere, usano proprio il plurale, fanno erigere questa stele per definire una volta per tutte i limiti tra i due regni. Questo è veramente un unicum nella storia, fino adesso, più o meno dalle fonti che abbiamo, nella storia dell'impero. In realtà le regine sembrano acquisire sempre più potere all'interno della corte a partire dal regno di Sennacherib, proprio forse con in realtà una strategia da parte del sovrano che decide di consegnare un maggiore potere alla regina e al principe ereditario, in modo da levarlo invece agli ufficiali che piano piano nel corso della crescita dell'impero andavano a arricchirsi, ma andavano anche a tramare spesso contro il sovrano stesso.
Qui c'è un altro elemento unico che è una dedica di Sennacri su un'iscrizione monumentale posizionata su un toro alato, uno di questi lamasso che avrete visto anche in mostra, e che questi esseri mitologici vengono di solito posizionati appunto nei punti di passaggio perché dovevano proteggere le entrate a aree, palazzi o città. In questa iscrizione appunto dedicata a sua moglie Tashmet Shalat, Sennacherib in qualche maniera si mostra con le sue emozioni e la definisce appunto la sua consorte, la sua moglie amata, la cui figura è stata fatta dalla dea Bellechili come la più bella, la più perfetta di tutte le donne. E proprio per trasmettere un Shalat, lui fa costruire questa parte del palazzo, mette questo toro per proteggere quest'area e poi appunto augura alla regina di essere in salute e felice all'interno non solo di questo palazzo, ma lui dice di entrambi i palazzi. Quindi molto probabilmente le regine non vivevano semplicemente nel palazzo appunto insieme al sovrano, ma avevano, questo lo sappiamo dagli archivi, avevano più residenze, vivevano più palazzi, avevano proprietà hoteliere in tutto l'impero che dovevano appunto gestire e anche fuori dalla capitale, anche in altre capitali. La seconda regina più potente conosciuta è veramente anche lei molto famosa, è la regina Nakia o Zapoto. Nakia è un nome semitico occidentale, mentre Zapoto era il suo nome, diciamo, tradotto in assiro. Non si sa se lei fosse probabilmente proveniente dai territori, diciamo, siriani. Comunque lei era la seconda moglie di Sennacherib e la madre poi di Esarhaddon, nonché la nonna di Assurbanipal. E questa regina mantiene il titolo di Niegal, perché il sovrano aveva spesso molte mogli, quindi c'erano diverse, diciamo, regine, ma sempre in tutta la storia assiria la Niegal, cioè la regina del palazzo, questo titolo andava sempre a una regina per volta, e di solito questa regina era la regina consorte, madre del principe ereditario. Una volta che il principe ereditario diventava re, la nuova regina di solito era la consorte che avrebbe dato vita al nuovo principe ereditario. Ecco, con Nakia questo non succede perché lei riesce a mantenere appunto il suo titolo fino al nipote Assurbanipal. È interessante perché di lei abbiamo una raffigurazione. E questa è di nuovo una cosa molto particolare. Questa raffigurazione, oltretutto, lei viene rappresentata insieme a un sovrano, probabilmente Esarhaddon, cioè suo figlio, implicata in qualche rituale. Infatti questa posizione che appunto avete visto anche nel rilievo di Faida, appunto in cui il sovrano si porta la mano destra al naso con questo oggetto di solito conico cilindrico, è un tipico gesto di adorazione di fronte alla divinità. E sempre qua ha invece sulla sinistra uno specchio, sempre anche questo legato a quello che è un rituale, un momento di ritualità. E l'iscrizione purtroppo è frammentaria, si riconosce soltanto il nome di Nakia, questo pezzo è al Louvre, ma la provenienza non è chiara, ma potrebbe venire da Babilonia, potrebbe essere appunto, da quello che si evince dall'iscrizione, potrebbe essere un pezzo di un basamento di una statua dedicata proprio da Esarhaddon e da Nakia nel tempio del dio Marduk a Babilonia. Un'altra cosa interessante di Nakia è che, anche questo non è attestato per nessun'altra donna o regina, è
è quello che anche appunto lo sappiamo in questa iscrizione presente in su diversi supporti, che Nadia costruisce un palazzo, lei stessa a Ninive, dice che costruisce questo palazzo per suo figlio Esarad, e in questa iscrizione appunto lei si comporta un po' come si comporterebbe nelle iscrizioni in cui il sovrano descrive le proprie opere di costruzione. Di solito questo tipo di iscrizione è proprio riservato al re. Appunto lei descrive come appunto ha deciso la zona giusta per costruire il palazzo, dice proprio dietro il tempio di Sine Shamash, dove non c'era ancora stato costruito niente nel centro di Ninive, e io ho scelto appunto le porte, le decorazioni, ho costruito, completato e riempito di splendore il palazzo che poi ho donato a mio figlio, al mio amato figlio Esarato. Oltretutto si comporta come un sovrano e si comporta come un re anche in questo documento eccezionale che si chiama il patto di Zacuto, in cui di nuovo seguendo delle formule di solito riservate al re, in qualche maniera in questo documento minaccia chiunque si rivolti verso il suo nipote, verso il Barnibal, che è appunto il nuovo re di Assiria, e appunto fa una lista di eventuali cospiratori che in ogni caso siano essi uomini barbuti, eunuchi, fratelli, reali, amici, chiunque avesse appunto sentore di qualche complotto contro Sterbanibal doveva riportarlo a Zacuto, o anche meglio, se c'erano prove che queste persone complottavano contro Sterbanibal, di ucciderle e portarle direttamente di fronte a lei. Ecco, questo è anche qui un caso in cui la regina si prende veramente il ruolo del sovrano. Ci sono... Ho perso... Vediamo, mi sentite? Sì, era scritto, scusate. In realtà c'è per esempio anche una lettera legata a Nadia, in cui appunto lo scriba capo del palazzo le scrive, forse scarica la bandiera. Ecco, le scrive, probabilmente lei aveva mandato una lettera con qualche verdetto e lui le risponde dicendo il tuo verdetto è il verdetto degli dèi. Il verdetto degli dèi. Quindi anche questo, diciamo, il fatto che normalmente la parola del sovrano è paragonabile alla parola degli dèi. Scusate. Perché ho una voce abbastanza bassa, se no proverei a continuare. Grazie. Grazie. Ecco, di lei non abbiamo certezza che avesse una stele anche lei ad Ascol, ma era stata ritrovata una stele dagli archeologi, degli scavatori, in cui mancava il nome della regina. Era preservato soltanto nell'iscrizione stele di poi lacuna, consorte di Sennacri del mondo di Assiria. Ecco, gli studiosi pensano che questa stele per forza debba appartenere appunto a Zacuto, considerando il ruolo politico che aveva all'interno della corte assira.
L'ultima stele, e anche l'ultima regina, di cui rimane traccia ad Assur, è di nuovo di Bali Sharat, appunto la regina di Assurbanipal che abbiamo già visto precedentemente nel rilievo del pacchetto, e lei ancora in maniera ancora più stupefacente si fa rappresentare figurativamente ed è l'unico caso in cui una delle stelle, appunto di questa corte delle stelle ad Assur, abbia una raffigurazione di un sovrano, di una regina. Ed è qua di Badi Sharat, sempre con questa colonna prurita che abbiamo visto anche sull'altro rilievo, e anche qua appunto la solita breve descrizione dedicatoria che si dice: immagine di Badi Sharat, consorti di Assurbanipal e del mondo degli Assiria. Questo è un altro documento legato agli Badi Sharat che però vi condivido perché è un po' divertente. Questo è una lettera che le manda praticamente la cognata, la sorella di Assurbanipal, prima che Assurbanipal diventasse poi re, e appunto questa Sherua e Tirat scrive una lettera per in qualche maniera affrontare i rivali solari che sembrano non studiarsi. E infatti gli chiede perché non stai scrivendo le tue tavolette, perché non fai i tuoi esercizi, tu poi diventerai appunto moglie di Assurbanipal, che è appunto principe ereditario e poi diventerà il nuovo re, è fondamentale che non farci sfigurare come famiglia, insomma, la tua educazione. Questo è interessante perché ci fa capire come era previsto che le regine, ma ovviamente le donne di corte, sapessero leggere e scrivere, che non è una cosa insomma banale, anche se poi ovviamente all'interno della corte c'erano tutti gli scrivi che appunto per seguire tutta quella che è l'amministrazione del palazzo, ma loro dovevano essere in grado evidentemente di leggere le missive, per esempio. Adesso ci spostiamo di nuovo a Nimrud perché vi parlo di un altro tipo di fonte che è quella legata a appunto questa scoperta straordinaria fatta alla fine degli anni ’80 da degli archeologi iracheni nella capitale di Nimrud. Nimrud si trova qua giù, sempre sul Tigri. Questa un'immagine satellitare della città, si riconoscono ancora, se seguite il mouse, i limiti delle mura. Qui c'era l'acropoli con i palazzi, i templi, appunto viveva la famiglia reale, e al centro qua c'era tutta la città con appunto tutto l'insediamento antico. Qui abbiamo un'altra immagine della zona dell'Acropoli, per esempio c'è la Ziccora, e questo è il palazzo, famoso palazzo nord-ovest, e proprio dove vedete questi tetti rossi, che sono appunto parte della ricostruzione, sono state rinvenute queste tombe. Ora purtroppo questa è un'immagine satellitare del 2013, perché nel 2015 tutta questa area è stata fatta saltarinata dall'ISIS e quindi non è rimasto praticamente più niente. Se avete voglia di seguire anche la mia presentazione del 4 aprile, parleremo a lungo, vedremo delle immagini appunto di quello che è successo a Nimrud, specialmente nel 2015. Ecco, proprio questa è la zona del palazzo, proprio il settore, questo meridionale, era il settore del palazzo riservato, diciamo, alle regine. E le regine assirie si sono fatte seppellire proprio al di sotto dei pavimenti del palazzo, in una pratica che in realtà è tipica dell'epoca, cioè tipica della civiltà mesopotamica. E appunto gli scavatori iracheni stavano facendo dei lavori di restauro di quest'area, e mentre facevano questi lavori di restauro in realtà si sono accorti
che sotto i pavimenti c'erano delle strutture. E così hanno fatto un ritrovamento veramente eccezionale. Infatti sotto il pavimento hanno ritrovato in particolare 3 tombe, 2 intatte, non saccheggiate, che appartenevano alle regine appunto di Nimrud, e hanno ritrovato all'interno dei sarcofagi oltre 17 corpi e un tesoro che è comparabile al tesoro di Tutankhamon. Cosa è successo? Perché forse molti di voi non avete neanche sentito mai parlare di questo tesoro. È un tesoro incredibile che però è stato rinvenuto, adesso vi faccio vedere soltanto delle immagini, ma di una ricchezza, questo è proprio un minimo di quello che è stato ritrovato, perché la notizia il ritrovamento è stato poi sfiorato dallo scoppio della prima guerra del Golfo. Quindi tutti questi oggetti sono stati per fortuna fotografati e velocemente documentati dagli archeologi iracheni e poi praticamente subito messi in sicurezza, e ancora oggi sono in qualche cavò che non conosciamo a Baghdad, di una banca a Baghdad, e non sono mai stati esposti e neanche non sono stati studiati diciamo in maniera sistematica, per esempio facendo degli studi sulle tracce d'uso per sapere se questi oggetti erano oggetti rituali collegati al corredo funerario, se invece erano veramente utilizzati dalle regine. Qui abbiamo una ricostruzione fatta dalla professoressa Migrazio, che è una delle studiose che si sta occupando di più della figura della regina di Castiglia, appunto con alcuni degli oggetti ritrovati in queste tombe, come questa corona, i bracciali, gli anelli, poi veramente una ricchezza non soltanto di oro, quasi tutto oro massiccio, ma anche di pietre preziose come la corniola, il lapislazzolo, l'agata, tutti con appunto una quantità di orecchini, che dove appunto veramente vi ho fatto una selezione anche di simboli come il melograno, appunto, che ci ricorda la fertilità, l'occhio, che ha appunto tutte queste pietre di agata che hanno questa forma particolare con l'occhio che serviva a proteggere le regine, e poi tutte migliaia di queste borchiette sempre in oro, che andavano a decorare i tessuti e i vestiti della regina. Quindi vi potete immaginare che quando la regina appunto appariva era luminosa, e praticamente risplendeva con tutto questo oro che aveva addosso. Ecco, in realtà la scoperta di queste tombe non ci dà informazioni soltanto su questo, sulla bellezza degli oggetti, della gioielleria, ma ci ha dato informazioni per esempio anche grazie agli studi antropologici, di antropologia fisica, sullo stato di salute delle regine, che in realtà soffrivano quasi tutte di mal di denti, molte forse erano morte proprio di infezioni legate ai denti, che soffrivano di infezioni anche tipo meningiti o di problemi articolari anche se erano molto giovani, molti appunto morivano in età insomma, abbastanza giovane, tra i 30 e i 50. Ecco. Ma queste tombe sono date anche delle informazioni interessanti riguardo un po' all'amministrazione legate al ruolo di queste regine. Qui per esempio un sigillo appunto che è stato ritrovato nella terza tomba di Nimrud,
che appunto era proprio sul corpo della regina Ama, sappiamo che era la regina Ama, moglie di Salmanasser, perché c'è questa iscrizione cuneiforme tutto intorno a questo oggetto che appunto ci dice appartenente ad Ama, regina di Salmanasser, re di Assiria, nuora di Adam Mirali. Questo sigillo stampo è molto particolare perché rappresenta appunto una figura femminile, di nuovo questa volta rappresentata, di fronte a una figura seduta che è interpretata dagli studiosi come potenzialmente Ishtar o Bola o Budisto, come per esempio abbiamo visto anche nei rilievi di Faida, no? la moglie del dio Astro. Può essere appunto Budisto, che è sicuramente un'associazione tra la regina moglie del sovrano e la regina degli dei moglie appunto del re del Patrias Assiro. Questi sigilli, di cui sono stati trovati anche altri esemplari, questo sigillo a stampo in cancellario, che in realtà è stato acquistato una ventina di anni fa dal British Museum, da una collezione privata, per cui non sappiamo da dove provenga, ma sembra che appartenesse alla prima moglie di Sennacherib. È una cosa che è molto particolare perché di questo sigillo abbiamo anche le sigillature antiche. Infatti sono state rinvenute a Ninive diverse sigillature sopra quelle che noi chiamiamo cretule, proprio per farvi capire, sono dei piccoli ammassi di argilla che venivano utilizzati per sigillare dei contenitori o una porta, per esempio il contenitore si metteva una cordicella, si chiudeva con qualche un telo o qualcosa, insomma, si chiudeva con una corda e poi per sigillarlo si metteva questa pasta di argilla e poi si imprimeva il sigillo. In questa maniera nessuno poteva aprirlo senza rompere il sigillo, e così succedeva anche per esempio nelle porte dei magazzini, insomma era uno strumento importante a livello amministrativo. E la regina, che si trovava insomma al vertice del palazzo, ovviamente aveva anche lei bisogno di avere un suo sigillo, e questi sono appunto considerati appunto dei sigilli delle regine, con questa tipica rappresentazione di fronte a una dea seduta. In questo caso abbiamo non solo la regina ma anche il sovrano, e spesso questi sigilli è presente anche lo scorpione, che gli studiosi hanno messo fin dal principio in relazione appunto con la regina e diciamo tutta la sua schiera di amministrativi. Queste sono le cretule, quelle che vi dicevo prima, cioè questi diciamo gruppi di argilla utilizzati per sigillare i contenitori, porte e così via. E queste sono le impressioni che ne risultano dall'utilizzo di questi sigilli a stampa. Ecco, in epoca appunto soprattutto in epoca a partire dalle re di Sennacherib si sviluppa anche la presenza di sigilli legati appunto all'amministrazione della regina, cioè che non venivano utilizzati dalla regina stessa ma dai suoi ufficiali. Infatti ci sono delle ufficiali conosciute benissimo che si chiamavano Shakintus, che erano degli ufficiali che in qualche maniera diventavano sempre più potenti e amministravano il conto della regina, le tutele, gli scambi commerciali, l'acquisto di schiavi o di tessuti e così via, e arricchivano anche se stesse, anche loro stesse avevano privatamente le proprie tele, i propri possedimenti, i propri schiavi, così scrivono. E probabilmente lo strumento amministrativo che utilizzavano era questo sigillo dell'ufficio della regina, come viene chiamato dagli studiosi, che era
praticamente uno scorpione con una decorazione intorno a village o appunto di tipo floreale come questa. Perché lo scorpione, vi chiederete? Ecco, lo scorpione per vari motivi lo associano alla regina. Una delle motivazioni è che appunto lo scorpione è anche il simbolo di Ishtar e quindi è legato per esempio alla fertilità. Un'altra cosa che è molto particolare degli scorpioni, non so se la conoscete, è che lo scorpione è una madre molto protettiva. Infatti lo scorpione porta sulla propria schiena tutti i suoi piccoli per proteggerli e quindi è in qualche maniera simbolo di una maternità, di una madre molto protettiva, e il ruolo fondamentale della regina era quello di crescere il futuro re, proteggere il futuro re. Ecco. Quindi per arrivare un po' alla fine di questa discussione abbiamo insomma questa chiacchierata parlato un po' di quello che sappiamo principalmente delle regine, e voi mi chiedete che cosa sappiamo invece delle donne comuni. Delle donne comuni sappiamo pressoché nulla, sappiamo molto di tutta una serie di ufficiali, sacerdotesse che appunto lavoravano o erano coinvolti all'interno del palazzo o all'interno delle capitali, ma invece delle donne comuni sappiamo poco, ma come d'altronde conosciamo anche degli uomini comuni. Infatti quello che è un po' anche la critica allo studio dell'antica Siria che oggi si fa, è che quello che noi conosciamo dell'antica Siria è spesso solo legato agli scavi delle grandi capitali, che erano praticamente sono state fino adesso il focus, diciamo, il centro dell'attenzione degli studiosi. Ecco, si spera nel futuro, con anche nuovi scavi, nuove ricerche anche in villaggi e altre città, di ampliare le informazioni a nostra disposizione. Ovviamente la parzialità delle fonti è diciamo, una condanna comune all'archeologia. Certe volte è il caso che ti porta a rivelare tutta una parte della società. Infatti vi volevo fare un esempio molto particolare. Per esempio noi sappiamo già molto di più delle donne assire all'inizio della storia degli Assiri, cioè dell'epoca quella che noi chiamiamo Paleo-Assira, cioè non di 1000 anni prima. Perché? Per un caso dell'archeologia, perché c'è stato uno scavo di un sito in Turchia che si chiama Kurtepe, che era un antico centro commerciale, dove gli Assiri avevano creato proprio una propria colonia commerciale per sfruttare lo scambio di beni come i tessuti e i metalli. E grazie a questo scavo, prima di tutto siamo stati in grado di costruire tutto questo, quello che è diciamo, l'origine del potere assiro, anche dell'economia assira. Ma grazie agli archivi abbiamo messo in luce il ruolo delle donne che erano rimaste in Assiria, perché le donne assire, i mariti si erano spostati magari appunto in Turchia per portare avanti i propri commerci, le donne scrivevano ai mariti raccontandogli quello che stava succedendo a casa. Quindi le donne praticamente lasciate a casa diventavano capofamiglia e si occupavano dell'educazione dei figli, delle compravendite, appunto, dei rifornimenti delle case, per chi aveva grado di ricchezza, appunto, degli schiavi e così via. E quindi, per esempio, semplicemente grazie a questa scoperta abbiamo appunto questo squarcio diciamo, nella vita delle donne comuni di epoca paleossira.
Ecco, con questo concludo, vi metto qualche libro per farvi vedere come in realtà negli ultimi 20 anni c'è stato veramente uno sforzo da parte delle studiose, in particolare delle assiriologhe, di tentare di ricostruire quello che era il ruolo delle donne in epoca appunto in Mesopotamia, in particolare in epoca neoassira. Ecco, se volete approfondire io vi posso consigliare per esempio questo libro rosso che si chiama Woman in the Ancient Near East, perché molti dei testi che abbiamo letto oggi provengono da questo libro, che è un'antologia di testi molto interessante perché in maniera semplice ci presenta appunto le donne nelle diverse epoche in Mesopotamia. Oppure se siete più interessanti alla storia dell'arte, vi posso suggerire Women of Babylon. Gli altri sono tutti molto abbastanza specialisti, forse più per le persone che hanno già un po' di conoscenze del settore. E invece per l'italiano c'è pochissimo, se non quasi nulla, se non questo libro che dovreste trovare e capitare facilmente, che si chiama Semiramide e le sue sorelle, che appunto è più diciamo, un trattato sull'aspetto appunto figurativo delle immagini delle donne dell'antica Mesopotamia. Ecco, con questo concludo, spero appunto di non avervi annoiato e se avete qualche domanda, non so che ora abbiamo fatto.